Borgo Ricco di sport e di valori. Questa è l'immagine della grande festa dello sport 2013 organizzata negli impianti sportivi comunali in una calda domenica di metà giugno per ricordare ed onorare la memoria di Giampaolo Vecchiato, compianto dipendente del comune di Borgo Ricco ed ex presidente della locale società calcistica, mancato nel 2012 a causa di un malore proprio durante un evento sportivo nel quale collaborava, la Maratona di Sant'Antonio. Siamo felici perché anche noi da oggi, varcando i cancelli di questi impianti sportivi, metteremo a testa alta la sua cultura, il suo nome, Stadio Giampaolo Vecchiato. Gianni Vecchiato rimarrà per sempre nella memoria dello sport di Borgo Ricco. A lui è stato intitolato lo stadio nel quale calcio ed atletica leggera portano ogni giorno centinaia di giovani del territorio. E da lui è stata dedicata l'intera festa dello sport, alla quale hanno partecipato una dozzina di associazioni sportive che operano nel comune. Il tutto è iniziato il mattino. All'opera sul tappeto verde più di 200 atleti con l'organizzazione della società di cui Gianni era presidente. Il suo amato Borgo Ricco Calcio mette in campo oggi 160 ragazzi, ha un folto settore giovanile e la prima squadra milita in prima categoria. Abbiamo diviso il campo in 3 piccoli campi, abbiamo organizzato delle partite tra ragazzini più piccoli e poi contro i genitori per quelli più grandicelli, diciamo. Quindi abbiamo fatto partecipare anche i genitori e i dirigenti stessi. Come vedete io sono ancora sudato dalle partite. Ad impreziosire la festa comunale dello sport è stata l'Avis di Borgo Ricco. Insostituibili i 15 volontari che, sfidando caldo e fuoco, hanno preparato una ricca grigliata. L'associazione nasce per donare il sangue, ma si fregia di molte altre nobili iniziative nel territorio. Abbiamo fatto degli interventi sulle scuole. Ad esempio proprio ieri abbiamo terminato l'ultimo corso di primo soccorso. Sono stato molto felice perché c'è stata un'ampia partecipazione. Oggi come oggi c'è tanto bisogno di sangue e di conseguenza bisogna darsi da fare, trovare sempre nuovi donatori, persone che siano disponibili. Per i giovani sportivi il fulcro della giornata si è verificato però il pomeriggio. Ad aprire la festa multisportiva è stato il lancio in cielo di centinaia di palloncini con la scritta "Ciao Gianni". A seguire il sorvolo di 2 Piper ha lanciato sul campo dello Stadio Vecchiato migliaia di caramelle per la gioia degli sportivi in erba di Borgo Ricco. Un'apertura in grande stile che ha lasciato spazio poi alle dimostrazioni delle società sportive aperte a giovani e genitori. Borgo Ricco è un comune dell'Alta Padovana che conta poco meno di 10.000 abitanti ma che vanta alcune eccellenze sportive a livello internazionale. Se parliamo di atletica leggera, la Libertas Samp è un colosso dell'attività sportiva locale. Il totale praticamente ha avuto come società 15 maglie azzurre. Le ultime la Chiara Rosa e ultimamente a Bressanone la Mariana Agostini che ha ottenuto il minimo mondiale nelle prove multiple ed è il primo anno di categoria lieve addirittura. Attività di spicco anche per il 40enne Karate Project che opera nella palestra di San Michele delle Badesse con istruttrici di primo livello sulla scena nazionale. Sono arrivata prima ai campionati italiani e come categoria assoluta, come categoria senior ho fatto un secondo posto nell'anno 2012 e con la nazionale giovanile un secondo posto agli europei del 2008. Ho fatto l'ultima gara campionati italiani a squadre con la Giulia e altre ragazze della nostra società, siamo arrivate prime, è un titolo che aspettavamo da anni, quindi siamo molto contente per questo. La dimostrazione più partecipata è stata quella della Spartum Ginnastica e Danza che coinvolge con i propri corsi tutte le fasce d'età a partire dai 3 anni. Oltre 20 anni che lavoriamo anche a Borgo Ricco, del comune di Cortarolo, nel comune di Campo San Martino e Villanova. Lavoriamo nell'Alta Padovana. Quest'anno siamo stati considerati la migliore società del Veneto in termini di risultati, ma qualità e creatività nel presentare le cose. Fra le proposte dai grandi nomi, a Borgo Ricco si sta facendo largo anche la Scherma che in 2 anni ha già raccolto 20 adesioni. A capo c'è il grande Mauro Numa. Ho vinto 2 medaglie d'oro alle Olimpiadi di Los Angeles, svariati mondiali individuali a squadre e sono stato 15 anni in nazionale e adesso ho ripreso a fare Scherma
tirando io stesso, perché ho ripreso a fare le gare come master, e poi mi sono appassionato e sto dedicando, diciamo, la mia conoscenza dello sport della scherma anche agli adulti e ai bambini. Una presenza storica nel campo sampierese è quella del Tennis Club Monti, con una scuola giovanile che da Borgoricco porta i giovani tennisti sui campi in terra rossa di Campo San Piero. Il nostro è un centro sportivo iscritto alla FIT, abbiamo una scuola tennis giovanile, abbiamo 2 squadre di Coppa Italia, una maschile e una femminile, abbiamo 2 campi a tennis in terra rossa che oggi sono abbastanza una rarità perché sono stati quasi tutti convertiti in superfici veloci, dunque un lusso per il Campo Sampierese. Il territorio del Campo Sampierese si è unito anche a livello sportivo. Si è deciso di sviluppare l'attività concentrando ogni singola disciplina soltanto in alcuni precisi comuni per non disperdere le forze ed offrire maggiore qualità. Insieme si prendono le decisioni e mensilmente tutti gli assessori allo sport si riuniscono. Per quanto riguarda la pallavolo, a Borgoricco c'è l'alta volley. Abbiamo un settore giovanile, ci sono le bambine del mini volley, dopo ci sono le varie ragazze delle medie superiori, quindi le varie under 16-18, e in più abbiamo le non più ragazze, quindi le più grandi, che fanno delle categorie più alte. Abbiamo una seconda divisione, una prima divisione e la prima squadra che è la Serie C. Nella festa di Borgoricco la passione che contraddistingue ogni sportivo ha coinvolto tutti. Di conseguenza ai ragazzi non è parso vero provare tutte le attività proposte, assaggiando per un giorno i diversi sapori degli sport comunali. Il nostro obiettivo principale è quello di portare i ragazzini all'interno della palestra per insegnare a loro soprattutto un gioco, non una disciplina sportiva ma un gioco che ha delle regole, e sono le regole del gruppo, le regole che poi verranno espresse anche nella vita di tutti i giorni. Non è necessario che per noi ci siano bambini che sanno giocare a pallacanestro, che possono arrivare a qualsiasi età, per noi va bene, l'importante è che creino gruppo tra di loro, e poi noi ci fermiamo a certe categorie, non andiamo oltre proprio per una questione di numeri e di insegnamento che vogliamo mantenere. Un altro sport che si sta facendo largo a Borgoricco è il rugby. I piccoli calciatori sono apparsi più interessati a provare qualche circuito in allenamento. Qui si usano le mani ed il contatto fisico è più accentuato. Il rugby intanto non è uno sport pericoloso, ma è uno sport dove insegna ai ragazzini a perdere la paura, il contatto col terreno e soprattutto col crescere il bambino capisce che nello sport del rugby come nella vita non bisogna avere paura di niente, quindi ogni volta che si va a terra rialzarsi in piedi e ripartire è la soluzione migliore per continuare, diciamo, la propria strada. E poi c'è il tiro con l'arco della ventennale Arcieri Decumanus Maximus, che prende il nome proprio dall'antica strada romana del Graticolato che passa per Borgoricco. Qui ci sono ben 100 associati. Giuseppe Perin è un istruttore appassionatosi alla disciplina, come spesso succede, da atleta. Ho cominciato a fare i primi tiri, le prime esperienze, poi le prime gare, le prime partecipazioni ai campionati italiani, una vittoria ai campionati italiani del 2001 a squadre, e niente, ti dà una sensazione di essere come una grande famiglia, perché poi siamo tutti avversari in campo di gara, ma dietro la linea di tiro tutti amici, quindi è uno sport molto a portata di tutti e molto, tra virgolette, sano. Ma i più appassionati sportivi della festa di Borgoricco sono stati probabilmente gli atleti dello skating pertichese. Dopo la loro dimostrazione hanno accettato molto volentieri la sfida con quasi tutti gli altri sport. Siamo lo Skating Club Pertichese di San Giorgio delle Pertiche, operiamo nel patinodromo comunale di San Giorgio delle Pertiche. Oggi stiamo facendo una prova gratuita per chi vuole provare e avvicinarsi a questo sport, e abbiamo alcuni atleti dei nostri che fra l'altro tornano oggi da un campionato italiano, che fanno dimostrazione di quello che si può fare con i pattini, e altrettanto stanno provando altri sport proposti all'interno della manifestazione. Presente anche la giunta comunale, all'opera in maniera concreta durante lo svolgimento della giornata. Così Borgoricco ha voluto ricordare Gianni Vecchiato, un nome che resterà per sempre visibile e ricordato negli anni a venire. Come primo cittadino è stata una grande soddisfazione vedere genitori, famiglie, rappresentanti delle associazioni che tutti insieme hanno lavorato per la riuscita di questa giornata. Ecco, sono certa che questo rappresenta lo spirito che Gianni Vecchiato ha voluto lasciare a noi di Borgoricco. Oggi è stata realmente una giornata straordinaria, in memoria di un grande amico
e un grande amico dello sport, Gianni Vecchiato. Oggi abbiamo realmente realizzato il sogno di Gianni, realmente ci siamo messi tutti in gioco per riuscire realmente a fare questo. Grazie Gianni ancora, e questo te lo meritavi.